però se ti dici peandron porco è assim, era sì che si capisce che le peandron. Dopo un'altra regola molto importante è la pronuncia. Tutti quanti sanno che il nostro dialetto è un pochettino come l'inglese, no? Si scrive in una maniera e si pronuncia in un altro. Per esempio, per dire le parole con la O greve bisogna mettere la bocca a forma de musso e pronunciare delle parole tipo ostrega, ostrega. Per dire invece delle parole con la O stretta bisogna mettere la bocca a forma di culo di gallina e pronunciare delle parole tipo Onta, ponta, onta, ponta, ovo. Dopo così gli accenti, importantissimi anche gli accenti. Sai cosa gli accenti? Gli accenti sono che caccoette de mosca che inavvertitamente casca sopra le parole e da come che casca puoi cambiare completamente il significato delle parole. Per esempio becco, si intende chiaramente il becco degli Osei, il becco dei Poastri, il becco dei Arne, però se l'accento casca dall'altra parte, ti dici becco, si intende chiaramente lui, si intende chiaramente il cornuto. Se becco quello che mega ha fatto becco, ho onso mi puito con bastone. Ma il massimo è che il nostro dialetto è fantasia, è colore, è immaginazione. Perché? Perché fa funzionare alla perfezione tutti quanti i sensi. La vista, il tatto, l'odorato, l'udito, fatto. Tutti quanti sa cosa sia siera, no? Siera, cosa sia siera? Colorito del viso, a siera. Va che siera cagà? È una siera da scorrere il soffega. Adesso mi sfido qualsiasi persona a dirmi il colore di una scoresa soffega. Nessuno lo sa, ma tutti le conosce. Per via dell'udito, nonché dell'olfatto. Avevi visto che ridendo e scherzando si può imparare. Così doveria fare anche a scuola. Giocando. Esatto. E doveria insegnare ai tosi in sta maniera con dei giochi semplici, sì. tipo che ne so. Mistici. Mistici. Ma proprio stasera deve diventarmi balbo, signor Benedetto. L'enigmistica. Oppure l'altro gioco che sei... I ribes, i lampioni, i rebus. E noi altri siamo veramente orgogliosi di presentare questa sera in prima assoluta il primo cruciverba veneto. Ecco qua, aspetta che spostiamo la lavagna luminosa, eccola qua, e andiamo a giocare insieme a voi con il primo cruciverba veneto. Allora, facciamo una domanda semplice. Sì. Allora, questo qua, 13 verticale, quante lettere? 6 lettere, con la T, sinonimo di moe, morbide, tenare. Tenare. Amore, merda e senare e se tre robe tenare. Ma insomma siamo eti, Dai, me ne faccio una facile. Dai. Allora, vediamo questa qua. 14 verticale, 4 lettere con la A, porta degli armadi. Anta. Fin a Ianta il gaio canta, da Ianta in su non canta più. Curucucurucucurucucu. Insomma, per farla curta, essendo in conclusione, vedisemo che non c'è da vergognarsi essere poenton. E siete sì da Napoli, oppure da Milan, siete sì sardo, oppure siciliano, e anche se mai non te lagni, ti parla sempre. Come che te magni. Madonna, Non c'è neanche da credere. che ammazzo che ho visto! Una magia! Mi pareva essere andare al cinema senza neanche aver pagato il biglietto, un schermo gigante in Technicolor. Ehi! Cosa si deve fare? Cosa so io fare? Finché dite sì al cinema, no? Mi impisso a stua, no? E ora? Che ti ho messo dentro la legna, che ti ho messo il carbone, che ti ho impissato a stua, che ti ho snettato il canone della stua, sia calda, sia fredda. Sia calda, sia fredda. Qua faccio tutto quanto tutto mi, io faccio. A proposito di calda e fredda, ti sento cosa che sei?
calda e fredda. Calda e fredda, Calda anche e a fredda. massa che io so cosa sia calda e fredda. Calda e fredda, se gli aggettivi calda e fredda. Gli aggettivi, E esatto. sento che ne siete tante sorte di aggettivi. Come no? Gli aggettivi, Guarda qua, ho il libro. gli aggettivi più comuni, gli aggettivi dimostrativi, Ecco. i numerali, i possessivi, ma i più numerosi se i qualificativi. Tanto per intendersi, vero? Gli aggettivi, che parole che viene anche a chiamare attributi. Attributi. Da non confondersi con altri tipi di attributi. Ah, ecco. E si sonta i nomi, vero, per infiorarli e per svioinarli. Fammi un esempio. Sì. Come sei a Tomorosa? Tutti che vuoi sapere di memorosa, cosa ti interessa di memorosa? Comunque memorosa Sì. ha degli aggettivi che sono bea, brava, buona. Ecco, simpatica e buona, Eh. ecco. E anche buona, vedi, basta cambiare un accento e amorosa da buona tosa decesa a diventa anche buona da mangiare. Comunque, questi sono tutti quanti aggettivi qualificativi, cioè per meglio specificare e doti e qualità delle persone, come Tomorosa per esempio. Da un po' che sei gli aggettivi sostantivati, che sono quei che invece di venire petà un nome, i resta da soi, come Singer, Singer, sì, Scapoi. Scapoi, ecco. Esatto. E il sottintende è il nome tipo Tony, Sì. sei un bauco. Antonio è uno uomo, chiaramente sottinteso, sciocchino, dove sciocchino in questo caso sarebbe l'aggettivo sostantivato. Ecco. Ma siccome che sei a legge del par condicio, sì? perché parlare di un uomo, ti fermo anche a uno su una donna, ecco. E a sé un sidio. Cioè, Lei una donna, la donna sottinteso, Eh? è una gran seccatrice, dove che seccatrice oppure sidio sarebbe l'aggettivo sostantivato. sostantivato. Dopo che sei anche gli aggettivi possessivi, Ah, beh, i possessivi, possessivi, che invece definisse una relazione di possesso rispetto a una persona, a una cosa, a una bestia. Ti faccio un esempio. Sì. Me mugliere, Mugliere. el me libro, Tuo libro. el me can, e a me macchina. Ciao, e mi niente, tutto tuo, tutto tuo. Vabbè, e ora passa Possibile che volta. non abbia mai niente, scusa. Questa volta ti dirò i tuoi calzetti Ecco. rotti e sbusai e il tuo taccuin vodo. Ecco, in questo caso me, to, so, sì, gli aggettivi possessivi. Sta attento qua, mi dia adesso di cambiare un attimo argomento anche per imparare meglio le parole, no? Ah, sì? Facciamo un ripasso partendo da roba che conosciamo di più. Cioè? Cioè il nostro corpo, è parte del corpo. Femo un percorso attraverso il nostro corpo. Sì, anatomia si chiama. Anatomia. umana, ecco. Partiamo dalla testa, va bene? Dal capo, cioè da La testa. testa. Testa dita anche zagoa, oppure sentimenti, caponara, succa, e ne a testa che sei i cavegli. Dite che ne è pochi. Adesso va de moda i cavelli color carne, vero? Bravo, ecco. E ora, se dice, eserisso come a coa de un merlo, per dire di uno che ha i cavelli tanto issi, capisci? Oppure se dice anche, se piove, perle le impira tutte quante, per dire di uno che ha i cavelli dritti in testa come aghi o come spuncioni, ecco. E le pinde corni come un sesto de bovoi. Se c'entra i corni adesso. Cioè, in testa, Ah, in sta testa, bene, in testa, adesso in testa, morte. sì, ah, boh. E da testa continuiamo il nostro percorso e avemo E rece, rece. le rece che sarebbe un pochettino come i radar umani, E no? rece. I radar. E rece può essere a svento, spanie, Spanie, tipo sbocciate. sbocciate, esatto, tipo Dumbo, oppure a punta tipo Star Trek. È il naso. E il naso si è detto nappia, nasoppia, proboscide, spartivento, tante maniere. Dopo qua abbiamo una parte importante che se a bocca. bocca. Se però a dire paroasse se è una boccassa oppure bocca ontas. Bocca onta. E a sbessa, questa è il mento, ecco, barbusso si dice. Se a se massa longa, si dice scaffa, si chiama scaffa, e l'homo è un sbessoon. Quando chi putei piange disperati, si dice che i tira e a scaffa. I tira a scappa. Qua è importantissimo che sia il cuore, il muscolo più importante, quello che tiene in moto tutta quanta la macchina. E se uno ha talmente tanto peo sul cuore, si intende dire di una persona che è un fia cattiva, un fia... E ha così tanto peo che può farsi un tabaro, si un dice. tabaro, esatto.
I bracci, se sconti qua, comunque, si dice che uno che ha un braccio lungo e uno curto, riferendosi a quelle persone che ha poca voglia di fare bene, come te, per esempio. Peandroni, svogliati, sfaticati, capisci? E da i bracci cosa che sei? E man. E con i man si può fare tante robe belle, come caressare, come lavorare, come fare a carità, ma con i man, fammi vedere, si può fare anche robe cattive. Tipo rubare, tipo dare pugni, tipo palpugnare. Se uno si presenta a casa, per esempio, di amorosa, senza niente, si dice se la presenta man in man, oppure man sgorlando. Panza, che sia panza? Panza. Dita anche tripa, nel caso di quelle persone un fià espanse, che comunque niente paura, vero? Niente paura se che via panza, ricordavi sempre che sotto a panza che sia sostanza. E al centro della panza che c'è il bunigo. Bunigo. Qui un pochettino della nostra età si ricorderà il famoso bunigo della Carrà. Per i più giovani invece sicuramente si ricorderà del famoso ombelico del mondo dei giovanotti. Ma andiamo sui garitoi, che sarebbe i caviglie, pupo e anche. Ecco, che sarebbe il posto, vero, dove è pache e fa più mai di ogni altro. E fa taitase anche al posto dove che si ciapa più spesso è pache. E poi, importantissima, anche se qua nel nostro tabellone si vede, è il fio di schina. Guarda, il fio di schina è importantissimo. Mi ricordo le frasi che dicevano a volte i genitori, i pari e i fiori. Attento Maro, ara che te scavesso mia il fio di schina. E a questa frase di solito seguiva una rata, una sporta, una scaretà de pache che serviva apposta per rafforzare il concetto. In tutte le scuole del mondo, a una certa ora, durante le... Suona a campanella perché viene ora di mangiare della famosa marenda. Scusa me, ma ti cosa hai deciso qua? Cosa è la nostra questa qua? Si deve mangiare e fare marenda, no? Marenda? Cosa hai deciso di portare? Che abbiamo fatto a spesa di Natale? Cosa è questa roba? Portare, mia mamma mi ha detto che 4 ore di scuola è tante. E ora? bisogna che mi tira su dopo. Ti manca idrocarburi? Ti hai deciso di portare poeta? Non manca niente qua. È a soppressa, i subbiotti. L'uovo duro. È il bottiglione del grinto anche. Altro che questa qua era la marenda sostanziosa perché i tosi una volta studiava tanto, oggigiorno con scusa che studia poco, gli fa che merendine, che focaccine, che robe. Il riso soffiato al vicino del banco, esatto. Oppure tutte che merendine, ciocco qui, cioccolato, ciocco lì, ciocco. Ecco. Ma parlando di marenda e di ricreazione non potevamo parlare dei sughi, perché bisogna anche sfogarsi. Anche perché col mattucchi dopo aver mangiato bisogna chi faccia un movimento. E facendo un po' così a genesi dei sughi, i primi sughi che si fa con i putei piccoli, penanati, e fiastrocche, che il papà o la mamma ciappava sto puteo in braccio e omenava su tu cavallo, oppure una fiastrocca come questa, per esempio, che è famosissima, che c'era una volta, Piero se volta, casca la soppa, Piero se coppa, casca un martello, Piero se rompe il cervello, casca una fassina, Piero se rovina, casca un succol, Piero se rompe il col. E dopo? Prima di giocare bisogna fare squadre. Quindi è a conta. Dai, fermo a conta. Dai, che fermo a conta. Dai, avanti. Fuori i pugni, faccio fuori i pugni. Allora. Ambarabacci cicocco, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci cicocco. Ippete, rappete, sippete, sappete, nolle. Come faccio etto, tengo sotto me. Dai, dai. Pronti? Dai, ciappeo, dai, ciappeo. Ah, signore, dai.
Tra i tanti sui che si faceva una volta, forse il più diffuso di tutti è nascondino. Nascondino. Dito anche scondicucco, scondarioa. E consiste nel fatto che uno vada a contare un numero illimitato di numeri e nel frattempo che altri si sconde. Si sconde. Quando che però uno aveva finito